Secondo la consigliera regionale Erika Baldin, il Veneto non è appetibile per i giovani che vogliano mettere su famiglia e afferma: se vogliamo sostenere davvero la natalità e invertire il calo demografico, dobbiamo dare una risposta a questa domanda. Annuncia quindi la sua astensione al voto sul programma 2022-2024 degli interventi della Regione Veneto a favore della famiglia, un programma che non è privo di aspetti positivi, fra tutti l'aumento delle risorse stanziate a sostegno delle politiche per le famiglie venete. Quello che non è accettabile, afferma, è la situazione di precariato che costringe la donna a scegliere tra carriera e famiglia o a posticipare il proprio percorso di vita, e conclude affermando che il Veneto offre stipendi più bassi che costringono tanti a trasferirsi in altre regioni, un aspetto che non può essere non considerato se si vuole parlare di politica a sostegno delle famiglie e della natalità.